Oggi voglio parlarvi di questo, del pane. Perché? Perché il 16 ottobre si celebra la giornata mondiale del pane, voluta nel 2006 dall'Unione Internazionale Panettieri e Pasticceri. Allora non si conoscono in realtà del pane non si conosce l'inventore, si sa semplicemente che questo impasto a base di acqua e farina molto semplice trova le sue prime origini, pensate, 12.000 anni fa ed è proveniente dal Medio Oriente, in particolare dalla Giordania. Questo miscuglio di cereali lavorati a pietra e poi impastati con l'acqua, si era capito che potevano generare ed essere un alimento importante per le popolazioni. Perché? Perché è un alimento povero ed è un alimento alla portata di tutti. In realtà poi già gli antichi egizi scoprono che l'importanza di avere un pane più completo, più raffinato, si ha dalla lavorazione e addirittura dalla lievitazione stessa. Infatti basti pensare che una leggenda racconta che una serva arrabbiata con la propria padrona crea questo impasto a base di acqua e farina a cui aggiunge della birra, non conoscendo l'effetto miracoloso del lievito che essa conteneva, e quindi si genera un impasto morbido ed elastico totalmente diverso rispetto a quei pani che fino allora si erano consumati. La particolarità dei diversi pani però poi avviene nel corso del tempo, grazie ai greci che hanno iniziato a migliorare la panificazione, o ai romani che hanno iniziato a lavorare sulle farine, sulla qualità delle farine, fino ad ottenere addirittura un pane bianco. Il pane come simbolo, si sa, è un simbolo di unione, è simbolo di condivisione, e in molti religiosi viene considerato qualcosa di sacro. Infatti è di buon auspicio e di buona prosperità regalare, anche in occasione dei matrimoni, un pezzo di pane accompagnato al sale. Ma il pane è anche una espressione del territorio. Infatti anche nella nostra Italia si trovano pani diversi dati dall'utilizzo e da forme diverse. Nella nostra zona una caratteristica particolare derivante proprio da un sostituto del pane può essere la pinza alla munara, che noi orgogliosamente, per la vicinanza con il comune che a questo formato dedica anche una fiera, noi possiamo, un tipo di pane che possiamo proporre ai nostri ospiti. Orgogliosamente Valgrande quindi si fregia di preparare la pinza alla munara. E voi, questa pinza o altri formati di pane li conoscevate? Conoscevate la storia del pane?